ho vissuto in momenti difficili, non tutto è stato facile. La fede ti aiuta sempre in tutto e quindi cosa dire di più? Quando c'è la fede c'è tutto. In questa frase c'è tutta l'essenza di Ernesto Pellegrini, dell'uomo prima che del presidente, del grandissimo imprenditore, morto all'età di 84 anni. Presidente dell'Inter dal 1994 al 95, ha conquistato uno scudetto dei record, 2 Coppe UEFA e una Supercoppa italiana. Aveva il Veneto nel cuore e per questo portò l'Inter di Giovanni Trapattoni, in procinto di laurearsi campione d'Italia nel 1989, a giocare a Mogliano una partita amichevole per inaugurare una mensa degli assicurazioni generali. Non ho scelto di fare l'imprenditore nella ristorazione, ma è stato un caso. Io ho accettato subito, pur non conoscendo neanche come si accendeva un forno. Ernesto è stato una persona unica ed indimenticabile. Alle persone a cui ha voluto bene è stato capace di dare tutto, non solo il superfluo, l'eccellenza, ma tutto ciò che possedeva e aveva a disposizione in termini di valori e sentimenti che portava nel cuore. La famiglia, la moglie Ivana, la figlia Valentina con Alessandro, i 2 nipoti, il suo faro e caposaldo, oltre ad una fede concreta e solida. Abbiamo raggiunto dei numeri importantissimi. Ho sentito proprio il bisogno morale di restituire qualcosa a chi è stato meno fortunato di me. Quindi ho creato prima la fondazione e poi Ruben. Ruben, che è un ristorante solidale che dà da mangiare ogni sera a 300 persone che per dignità pagano €1. I bambini mangiano gratis. Ernesto Pellegrini aveva anche Venezia nel cuore, il libro Venezia vista dal cielo nella sua libreria, le immagini di Venezia, in un video in regalo per il suo ultimo compleanno a dicembre, l'Inter con il lutto al braccio a Monaco. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, poi sarà la figlia Valentina a guidare l'azienda e i suoi valori. In questa impresa vedo molto di mio padre, le cose importanti io le ho imparate dalla mia famiglia, mi hanno insegnato il valore del fare le cose per bene, con onestà, al meglio delle nostre possibilità.